Buongiorno e benvenuti. Oggi è sabato 10 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.59. La luna si leva alle 23.47 e cala alle 14.54. Oggi si celebra Sant'Aldo. Il nome Aldo è di origine germanica e vuol dire vecchio, saggio o adulto. Potrebbe derivare anche dal celtico con il significato di molto bello. Oggi, 10 gennaio, si commemora l'inaugurazione della prima metropolitana del mondo, la North Metropolitan Railway di Londra, aperta nel 1863. Tecnicamente la metropolitana è una ferrovia, ma si distingue per il fatto di avere percorsi sotterranei o sopraelevati, garantendo l'assenza di attraversamenti stradali o pedonali. Oggi la rete metropolitana londinese è vastissima, comprende ben 408 km di linee attive. Per approfondire si consiglia una visita al Transport Museum di Londra. Tanti auguri a Paolo Conticini che oggi compie 57 anni. L'attore e conduttore ha iniziato la sua carriera come modello per poi debuttare al cinema negli anni 2000. Conobbe Christian De Sica e recitò in tantissimi cinepanettoni, ha anche partecipato a numerose fiction televisive tra cui Provaci ancora prof e Un medico in famiglia. Festeggia 47 anni oggi anche la pallavolista Francesca Piccinini, una delle leggende dello sport italiano. Ha iniziato a giocare a pallavolo all'età di 11 anni, entrando a far parte della nazionale giovanile a 14. Ha debuttato in Serie A nel 1995 e ha vestito la maglia azzurra per ben 23 anni, diventando la capitana e la giocatrice più presente nella storia della nazionale. Con l'Italia ha vinto 4 medaglie d'oro. Nel 2021 ha annunciato il suo ritiro però dalla pallavolo. E infine auguri a Rod Stewart che oggi spegne 81 candeline. Il cantante britannico è uno dei più apprezzati e longevi nel mondo rock, con una carriera che dura da oltre 60 anni. Ha intrapreso la carriera da solista nel 1969 e ha vinto numerosi premi, tra cui 2 Grammy Awards, ed è stato inserito 2 volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2008 la rivista Billboard lo ha classificato al 17° posto tra i 100 artisti più importanti di sempre. Una nuova era del trasporto urbano, così la stampa annunciò il 10 gennaio del 1863 l'inaugurazione della metropolitana di Londra. Un evento che vide la presenza della regina Vittoria e aprì la strada al nuovo mezzo di trasporto. I londinesi cominciarono a chiamarlo il treno sotterraneo The Tube, nome ancora oggi in uso. La metropolitana di Londra è la più estesa d'Europa e la seconda al mondo dopo quella di Shanghai. Ma perché in Italia il numero 17 porta sfortuna? Questo numero viene associato alla morte, dato che è scritto in numeri romani e anagramma della parola vixi, che significa ho vissuto, quindi sono morto. Nel resto del mondo il numero iellato è il numero 13 perché è legato al numero dei partecipanti invece dell'ultima cena. Buon weekend ai 12! Oggi la luna sembra alquanto dispettosa proprio perché inaugura un weekend con le quadrature iniziando da Mercurio, poi Marte, Sole e Venere, capricciosa e volitiva. Cosa vuole oggi? Tra l'altro in combutta con Giove. L'opposizione alle aree Capricorno sembra generare un po' di pressione. Vediamo cosa succede a Ariete. Si genera come una pressione proprio perché Luna in opposizione, Giove in quadratura, Mercurio, Marte e Sole e Venere dal Capricorno pure, è per voi un po' complicata. Forse oggi dovete decidere del vostro futuro sentimentale ed essere particolarmente chiari ed esigenti su ciò che volete e ciò che non volete più. Toro. Seppure sono sotto attacco alcune aree di vostra pertinenza, sicuramente saprete osservare da lontano, ma i bisticci planetari vi tangono poco per adesso, più che altro godete dei vantaggi. Questo è un sabato in cui potete da tutto trarre il meglio. Gemelli, la vostra giornata oggi vede questa luna in quadratura sparare un po' sentenze su tutta una serie di cose che proprio non vi riescono, o comunque probabilmente è un momento in cui dovrete essere un pochino più razionali e capire quali sono le cose che non vanno.
alcune persone probabilmente si riveleranno non proprio affidabili come avete pensato. Cancro, la vostra giornata oggi sembra essere molto intensa. La Luna, il vostro astro, quadra a tutti i pianeti Capricorno, più a Giove che nei vostri gradi. Una Luna capricciosissima che proprio non ci sta, probabilmente. Nel vostro cielo avete ravvisato nella vostra realtà che qualcosa non va e che volete fare di tutto per cambiarla. Leone, la vostra giornata oggi assiste a delle baruffe planetarie notevoli. Probabilmente sarete chiamati in causa a dare un giudizio e una valutazione su alcune cose che avete comunque un po' trascurato. Forse ci sono delle responsabilità anche da parte vostra, quindi non siete sempre superiori, cercate di essere partecipi e di dare comunque un contributo importante. Vergine, inizia un weekend decisamente molto caotico, con persone da accontentare, qualcosa a cui provvedere e un ostacolo a cui fare fronte. Ci riuscirete benissimo, però a volte vi spiazza il malessere di alcune persone. Bilancia, la Luna oggi dai vostri gradi sembra veramente efferata, pare non riuscire proprio a fare pace con tutta una serie di sistemi affettivi e professionali. Molto probabilmente dovrete risolvere alcuni problemi, ma non vi aiuterà di certo passare il weekend a rovellare su queste cose. Siate clementi con il partner. Scorpione, la vostra giornata oggi è decisamente molto dinamica, anche se dovrete stare attenti perché vi muoverete in mezzo a cose e persone, un po' come un campo minato. Avrete comunque l'intuizione giusta che vi farà evitare una serie di cose. Sagittario, per voi oggi è un giorno un po' complicato, proprio perché Giove si oppone pesantemente a tutti i pianeti in Capricorno e anche alla Luna. Forse dovete autoaffermare la vostra valenza, il vostro peso in un progetto, in un'idea. Vi sentite a volte sottovalutati. Capricorno, voi siete ben solidi con tutto l'ammasso planetario che avete nei vostri gradi, ma i pianeti Giove e Luna oggi sono particolarmente urticanti. Probabilmente oggi avrete a che fare con delle pretese affettive che non vi piace soddisfare. Acquario, per voi oggi è una giornata molto interessante. Subirete un po' l'ascolto dovuto a tutta una serie di amici, cose e persone, ma rimarrete un po' basiti dalla forte valenza emotiva di alcune cose che proprio non vi va di controllare né di gestire. Molto diplomaticamente sgattaiolerete fuori da situazioni complicate. Pesci, per voi oggi è una giornata un po' caotica, piena di contraddizioni, ma per amore di chi amate saprete comunque buttarvi nella mischia e dare il vostro contributo, come sempre, senza mai tirarvi indietro. Il 10 gennaio del 1971 muore Gabrielle Chanel, meglio conosciuta come Coco Chanel. Soprannominata la regina della povertà di lusso, dopo aver vissuto un'infanzia difficile in orfanotrofio si impone sulla scena parigina negli anni '20, diventando una delle più acclamate stiliste del Novecento. Rivoluziona il concetto di femminilità nell'abbigliamento che grazie a lei diventa adatto ad una donna dinamica e lavoratrice. Nel 1921 lancia il celebre profumo Chanel numero 5, utilizzato anche da Marilyn Monroe. L'espressione in inglese turn a blind eye significa ignorare volontariamente qualcosa di vero o importante. In italiano invece si traduce con fare finta di niente. L'origine storica risale all'ammiraglio Orazio Nelson, che non voleva ritirarsi da una battaglia navale, così portò il cannocchiale all'occhio cieco, perso in precedenza fingendo di non aver visto il segnale di ritirata del suo comandante. Continuò così a combattere e vinse la battaglia. Il matto di oggi è il monaco russo Rasputin, punto di riferimento per la famiglia Romanov, che gli attribuiva poteri e carisma ultraterreni. Avvelenato con una grande quantità di cianuro, si narra che dopo 4 ore non desse ancora segni di cedimento, per questo decisero di sparargli. Nonostante le presunte capacità di predizione, Rasputin non riuscì a prevedere la propria fine né quella della famiglia imperiale. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno.
La natura ti dà la faccia che hai a 20 anni, è compito tuo meritarti quella che avrai a 50 anni. E con Coco Chanel accogliamo un nuovo giorno che è alle porte. Noi ci vediamo domani, vi aspetto sempre qui con un nuovo imperdibile appuntamento dell'Almanacco, sempre alla stessa ora. Buona giornata dalla vostra Jaire.